solo case per giovani coppie, con incentivi ai proprietari dal punto di vista della tassazione locale che dicevamo, abbattendo alcune tasse locali che sono molto alte, con degli interventi anche di cosiddetto housing professionale per giovani professionisti. Bene, allora adesso, visto che fortunatamente anche il pubblico si è più acquietato, li facciamo riscaldare. C'è stata una battuta in questa campagna elettorale che ha fatto un po', è stata insomma cardine di questa campagna elettorale di Zedda, che non so quanto volutamente o quanto in maniera sibillina, quando gli hanno detto ma Fantola, dice, ah sì lo conosco, andava a scuola con le sue figlie. Allora ovviamente dice fin qui niente di male, ma no, ma il discorso è con la figlia, con una delle nella stessa scuola, ma la cosa era un po' come dire Fantola è uno un po' più anziano, io sono più giovane. No, non era detta con cattiveria. Cioè, mi è stato chiesto da diversi giornalisti, ma lei conosce il suo avversario? Ho detto, viviamo a un tiro di schioppo, forse 3 metri di distanza, un palazzo l'uno attaccato all'altro, nella stessa piazza. Quindi ci conosciamo, è una persona cortese, che ha stile, mi dispiace infatti che stia perdendo un po' di stile, di cortesia nell'ultimo momento, ma per il resto conosco i figli e le nipoti, cioè ho frequentato i licei dove studiavano Senta, ma a proposito di studi, io ho letto una cosa... Ma non era detta con cattiveria, era detta per dire la verità. No, ma è stata una campagna elettorale, poi dopo tanto faremo rispondere anche a Fantola, ma ho letto che tutte e due, poi lo chiederò anche a lui, questa mattina avete studiato per questo faccia a faccia, non avete preso impegni, ma lei teme Fantola? Come tutti gli avversari, lì si studia, si ragiona sulle cose e ci si confronta sui temi, sui progetti, sulla città, su ciò che poi alla fin fine interessa di più i cittadini. No, nessuna preoccupazione per il faccia a faccia, più che altro lo studio perché sui temi. Allora, sì. E le dico un'altra cosa cattivella, ma è vero che il Partito Comunista non la vota? Ha preso pochissimo il Partito Comunista, parliamo di 100-150 voti, però il Movimento Sociale Italiano, Destra Nazionale, dall'alto, Saia, ha detto votate per Zedda, insomma è contento magari di non diventare sindaco con i voti comunisti, ma con i voti dei fascisti o post-fascisti? Ma guardi, per fortuna quei voti dell'MSI sono pochi, non sono determinanti, non ho chiesto nulla, non ho incontrato nessun dirigente dell'MSI, non abbiamo fatto apparentamenti, perché si diceva di apparentamenti con liste di estrema destra. Lo chieda al professor Fantola che ha al suo interno la Lega Nord e la destra nazionale. Qualcuno ha anche detto che questa del Movimento Sociale era un po' una polpetta avvelenata. Sì, era probabilmente una polpetta avvelenata, ma basta non cascarci. Abbiamo detto subito che non faremo apparentamenti e che alla richiesta loro di incontro noi non li abbiamo incontrati e non li vogliamo incontrare, basta. Fantola invece ha detto recentemente Zedda, dopo aver vinto il primo turno, si è decisamente montato la testa. È così? Perché un giorno, una mattina, leggo sul giornale Fantola scappa dai confronti. No, scusate, questo è troppo veramente, che io possa scappare dai confronti con Massimo Zedda mi sembra che sia veramente troppo. Quindi è chiaro che era una battuta la sua e spero, ed è stata una battuta la mia e questo. Lei cosa pensa però di questo ragazzo che in tutta Italia dicono questo è l'enfant prodige della sinistra, lei che lo conosce da vicino, addirittura abitate a 3 metri di distanza? Guardi, quindi... io non, diciamo, ancora oggi abitate appunto a 3 metri di distanza? Diciamo francamente che guardi, io nel dare i giudizi sono sempre molto severo, innanzitutto sono severo con me stesso, quindi dico quello che penso. Certo, lo deve fare. Lo faccio con una certa riluttanza anche quando parlo di me stesso. Io lo conosco poco, nel senso che ci vediamo al bar, qualche volta a prendere il caffè e non abbiamo mai avuto rapporti, però mi sembra una persona per bene, lo dico sinceramente. Bene, questo ci fa piacere. Non c'è dubbio. Devo dire che è totalmente diverso da me, per valori ideali di riferimento, parlo di famiglia, solidarietà e quant'altro, siamo su posizioni diverse. Sulle cose che vogliamo fare su Cagliari, sui progetti, oggi secondo me non ci siamo sufficientemente soffermati su adesso ci andiamo sul modo di intendere la politica. Sul modo di intendere la politica. Io per esempio ho fatto tutta la mia battaglia per riformare il sistema politico. L'ho fatta da sempre, l'ho fatta dalla vere vittorie. L'ho fatta a livello regionale, giusto? A livello nazionale, a livello nazionale. Sulla elezione diretta del sindaco, io credo che se oggi i cittadini di Cagliari possono scegliere tra me e Zedda sia anche merito mio, insieme a tanti altri. Beh, insomma,
Massimo Zedda che cosa rappresenta rispetto a questo? A me sembra che rappresenti il contrario di tutto questo, innanzitutto perché legittimamente vuole essere politico di professione, poi perché ha una sponsor D'Alema e Rosi Bindi. Bene, e poi perché ha nella sua coalizione persone come Di Liberto e Collodi che sono esattamente il contrario. Questo pensate di voi. Allora, a proposito di legge elettorale, qui è uscito fuori qualcosa davvero di curioso. Posso dire di aver seguito personalmente il primo turno qui a Cagliari, c'erano anche tutti i vostri consiglieri lì in sala stampa che facevano i conti, alla fine 23 consiglieri al centrodestra, 17 al centrosinistra, e quindi tutti hanno detto, cavolo, se vince Zedda è un'anatra zoppa perché ha un consiglio comunale di centrodestra. Poi è arrivata una sentenza su Alba, mi sembra, del Consiglio di Stato che dice no, ma in verità voi non dovete vedere il 50% più uno sulle liste, lo dovete vedere sui voti del sindaco, e in quel caso Fantola non avrebbe ottenuto con il centrodestra il 50 più 1 e dunque non avrebbe il premio di maggioranza. Allora, io non vi chiedo di fare i tecnici, ma lei è sicuro di avere questo premio di maggioranza già in tasca? E il centrodestra ha più consiglieri sicuramente? Guardi, io ho deciso di non parlare di questo tema in campagna elettorale. Non ne ho parlato, è un tema che non mi interessa. Io non voglio che ci sia un cagliaritano che voti per me con la paura di avere un commissario al posto di un sindaco. Okay. Io voglio che i cagliaritani mi votino sul mio programma e perché hanno fiducia nella capacità mia di adottare questo è molto programma. bello da parte questo sua. è il punto. Secondo punto, questo che non ci devono essere dubbi. Sì. Però siccome se questo si è sviluppato poi tutta una polemica, un dibattito a livello di costituzionalisti, è evidente che ci sono due posizioni contrapposte. C'è chi pensa all'anatra zoppa e chi invece fa il tifo per l'anatra che vola. Io non sono un esperto, so che ci sono posizioni diverse e contrastanti. Va bene, allora io le chiedo, visto che ci abbiamo ancora 1 minuto e 10, ha già qualche nome per il suo prossimo governo di Cagliari? Già in mente qualcuno? Guardi, assolutamente no. Ci penserò martedì, non ho assolutamente nessun nome. Però mi hanno detto che molti consiglieri sono stati già rivotati, cioè nel senso che il consiglio comunale sostanzialmente di centrodestra resta quello con gli stessi nomi, quindi abbiamo tra virgolette anche là dei baroni della politica che avranno delle pretese, immagino. Beh, io trovo tanti consiglieri comunali, bravi, capaci, non trovo baroni, Ok. tanto per cominciare. Io credo, guardi, non voglio fare giovanilismo, delle aperture, le dico semplicemente una cosa, che ci saranno molti giovani e molte donne. Detto questo, c'è una quota rosa? Detto questo, molti giovani, molte donne, secondo quello che è il metodo Milia, laddove si trovano capacità, valgono sia siano giovani, vecchi, donne e uomini. Ma c'è un problema, gli assessori li sceglierò io sulla base delle loro capacità e sulla base della loro onestà.